Non vi abbracciate tutti! Ma fermati! E sei di Chioggia, sei freddissimo! Allora, ciao! Vorrei che guardaste il palco, per cortesia, guardate un attimo il palco, guardate le facce di questa lista civica, guardate le facce, ditemi onestamente, dalle loro facce se c'è qualche possibilità che possano venire eletti, guardateli un po'. Ecco, allora noi siamo quelli lì. Siamo quelli che abbiamo già perso in partenza, siamo quelli che nei sondaggi, quei pochi sondaggi che vengono e ci dicono delle cose e dicono che ci siamo, che esistiamo, noi veniamo messi, non so, PDL 28, dentro per favore, dentro, non fate finta che abitate lì, non è vero, è l'agenda autonoma di soggiorno che vi ha affittato, vi ha messi lì. Ah, voi siete quelli che erano dall'altra parte? Li ho già visti, sono sempre gli stessi due, ve lo giuro. Ero con la gondola, you speak English? Yes, vedi che sono inglese, sono gli stessi che ho visto prima, sono sempre gli stessi. Allora, fatemi salire. Allora, nelle statistiche ci mettono PDL, abbassa, passo davanti, PDL 48%, PD 38%, UDC 9%, fermi! A noi ci mettono come altri. Noi siamo altri. E ora vorrei che voi guardaste dove guardo io, quel signore lì da solo, abbandonato lì, è dal 65 che è lì. Non esce, non sa dove andare, non so. Non nominare quel nome lì che potrebbe anche essere eletto. Allora, una città meravigliosa, fatemi passare, ci stiamo tutti, regge il palco? Signori, grazie di essere venuti. Io non pensavo ci fosse tanta gente, a me ci sarà un 3% di veneziani. Cosa c'è? Grazie. Ecco, allora, il discorso è questo. Qui è semplice, questa è una città che arrivi, ti prende, non sai che sono problemi incredibili. Già hanno fatto un ponte straordinario, e il ponte di Calatrava è famoso perché fa dei ponti strani, e lì le misure dei gradini, se ti rilassi un attimo, non so se l'avete fatto, devi avere dei piedi che sono, se sei più del 35 di piede, hai dei problemi. Allora è stato messo, i gradini sono stati misurati sui piedi di uno che si è candidato qua. Ora, voi avete... No, non voglio prendere in giro per una situazione... Come va? Ma guarda che culo che c'hai l'unico... Ti affacci sulla piazzetta così. Bene. E allora, noi siamo qua perché qualche cosa sta succedendo. Se no io farei il comico, loro farebbero altre cose. Siamo qua perché c'è qualcosa che non funziona, non solo a Venezia. In tutta Italia, togli un po' di luce, che c'ho troppa luce. No, adesso è improponibile questa luce, cominciamo ad andare un po' a risparmio energetico. Chiudi un po', cazzo mi stai abbagliando, chiudi le luci, abbassale. Voglio vedermeli, quanti di loro. Vianello! 1, 2, 3, Scarpa, dove sei, Scarpa? Scarpa, 5. Boscolo! Quello di Chioggia umido, Boscolo, eccolo di un Boscolo. Quindi il discorso è che se andasse tutto bene io farei le cose, loro farebbero altre cose, non saremmo qui. Ma il problema è che non va bene. Ormai c'è un panico che gira. Toglimi le luci per favore, toglimi le luci. Lasciatemene. Allora, c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo partiti politici che vogliono proporsi per gestire un paese e non riescono neanche a portare 2 firme. Portano firme di morti, 500 firme falsate, vanno lì e poi no, ma potremmo anche aver ragione, io voglio capire come mai. E allora ecco che si inventano le parole. Per favore l'audio, abbassalo un po'. Abbiamo un Presidente ormai della Repubblica che firma qualsiasi cosa. Morfeo Napolitano ha firmato a mezzanotte, uno normale dorme a mezzanotte. Lui che dorme quasi tutto il giorno si è alzato proprio a mezzanotte per firmare
fare una cosa che non ha capito. Non ha capito perché non fanno il decreto. Scusate, c'è troppo casino qua dietro, scendete un po', non potete stare qua. Andate via, andate via. Poi ci sono degli infiltrati, guarda, infiltrati del PDL, guarda. Vi ho riconosciuto, sai. Guarda. Sì, ci sono degli infiltrati pazzeschi. Allora il discorso che firmano inventandosi con le parole ci truccano il futuro. Cambi il significato, fai un po' più basso, eccolo, gira. No, ma devi abbassare, dov'è il microfonista secondo te? Dove sei? Fammi una cortesia, abbassa, sei sempre tu che fai, abbassa un pochino. E noi abbiamo una lira qua, guarda. Cioè da stamattina ha montato tutto, no? Allora, il discorso che firmi è con le parole, decreto interpretativo. Fanno il decreto interpretativo, si può interpretare un decreto, vale la forma o vale la sostanza. E allora Napolitano firma e sul suo sito del Presidente della Repubblica c'è scritto perché ha firmato e dice, vuol dire non conoscere la base della democrazia, è veramente incredibile, perché dice io dovevo scegliere tra il diritto dei cittadini ad andare a votare e la normativa della legge. Ora non esiste una roba così, perché il diritto dei cittadini esiste perché c'è la legge. Senza legge non c'è diritto dei cittadini, quindi non puoi disgiungere due cose, vuol dire che non capisci la base della democrazia. L'articolo 70... Italiani! L'articolo 72 della Costituzione me l'ha portato mio figlio Ciro e mi ha detto papà, ma non può un decreto governativo il governo fare un decreto su una materia legislativa, su una materia elettorale, non può per la legge, articolo 72 della Costituzione. Allora si cambiano le cose. Oggi tutti i titoli, che lo psiconano, faccia di Duomo, era intercettato con Minchiolì, il direttore del TG1. E adesso la notizia, Berlusconi intercettato che parla col direttore del TG1 Minchiolì per far togliere a Mozzoni. Che cazzo di notizia? Lo sappiamo da una vita, anzi speriamo che non mandino via Minchiolì, perché Minchiolì è meraviglioso, sai che è una merda, quindi tratta le notizie, lo sai già, sono come Emilio Fede, non sono pericolosi. Ma Minchiolì basta la parola come un lassativo per mandarlo a cagare tutte le sere. E allora i pericolosi sono altri, sono quelli che fanno i giornalisti sopra i senza-toni, sono quelli che sono né di destra né di sinistra, sono quelli che vogliono essere al di sopra, ma non quelli lì. Ma è un paese dove succede di tutto, succede qualsiasi cosa. Se noi siamo qua perché per riuscire a dire ma cambiamo qualcosa, e hanno detto che io grido, dico parolacce, io non voglio né gridare, grido perché l'amplificazione, stai fermo, l'amplificazione, ma perché mi fai queste foto da lì? Perché mi fanno le foto quando io faccio, tutte le foto che pubblicano sono la più normale così. Siamo io sui giornali, io e Di Pietro è capisce a me, e io, mi chiamano l'agitatore, che parliamo male, che mandiamo a fanculo. Io non voglio né parlare male né niente, io voglio cambiare, sono già cambiato. Siamo nell'era dell'amore, nel partito dell'amore, del nostro ministro della difesa, la russa, ministro della difesa, pensa uno che aggredisce un giornalista è ministro della difesa. Penso se fosse un altro ministro cosa gli faceva quel giornalista? Cioè, ma non tanto per quel coglione di giornalista che diceva delle cose, è che ci guardano, il mondo ci guarda, vedono un ministro della Repubblica che scende e fa il buttafuori. Può succedere qualsiasi cosa in questo paese qua, e lo lasciamo correre così. E allora dicono che io sono quello l'agitatore. E oggi, ieri, sul giornale, Schifani, la seconda carica dello Stato, Schifani, quello che si fa i riporti con i peli delle ascelle, si accorge, questa è una della tempistica, si accorge e fa una dichiarazione straordinaria, Dio, e dice bisogna togliere la corruzione nella politica. Si accorge che c'è la corruzione. Dopo Bertolado che è pieno di artrosi cervicali, che si fa massaggiare, bisogna capirlo.
siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta.